Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, tutte forma e sa la nostra. Ben ritrovati care amiche e cari amici, sempre qui su Teletutto Brescia in Tavola, sempre qui con la vostra Federica. Buongiorno che oggi, a ciao tutti. bella, ciao, oggi ci racconta il tortino di patate Filanti! Abbiamo la stessa idea. perché ragazzi, Mai robo. quando qualcuno è creativo. Allora, per preparare il tortino di patate filanti ci vogliono le patate. Beh, complimenti. Che dici? La fontina, la mozzarella e il prezzemolo. Il parmigiano, qual pedersem? Vabbè, per vedere se eri attenta. Certo. Allora, che tu potresti farlo anche te. Vabbè, perché le altre no, tutte sono facili, abbordabili per tutti voi. Allora, quando fa le sale le nostre patate, quando è cotte, ovviamente le pelome le tagliamo a fette. Ciappiamo una bella teglia da forno. Il taglione che girava qui. La untoma appena e abbiamo messo un strato di patate. Le alterniamo però con la fontina e la mozzarella. Fommo il nostro bel strato, quando abbiamo finito alternate, metto una bella spolverata di grana padano e poi un forno a 180 gradi per una mesuretta circa, ma forse un po' di più perché le patate, io dire a chiudere. Loro sono dure, Il problema è che la teglia lascia sporco, se tutto bisogna olio di gombetto e sghirarlo bene dopo, e te la sghira e te, mega pensi neanche. Perché devi sghirarlo? C'è la Sghira. Sì, la do, la lancio, la guardo. Sghira, ma se mio cosa vuol dire sghira? Sgurlo, la sgherro, la sghiro. Gaetano da Pompei, ma ormai da 10 anni qui in città, bresciano. Anche la residenza sono bresciano. Sì. Gaetano, la sghira, tu sai che significa, che cos'è? Non è capitato, non riesci manco a dirlo. Ma è capitato di sghirare qualcosa? No, di sghirare, bestemmiare no? Sghirare, colorare, pitturare. Colorare, pitturare, però si applica, guardate che sta ragionando. E c'è una parolina in pompeiano, napoletano che ci vuoi... Ti dico una cosa, ti do anche un aiuto. Tu chiama un fontanaro. Chiami il fontanaro? No, il se non ci sono, si dicono qua gli articoli, al sud non si dicono. Certo, o fontanaro, qualcuno che ha a che fare con le fontane. Da noi ad esempio l'idraulico è il fontaniere, non so se... più o meno. O fontanaro è l'idraulico. Sì, più o meno è così, dai. Vabbè, insomma, almeno dal mio paesino così si dice. Perlomeno l'etimologia è quella. Grazie Gaetano. Grazie mille. Senti Giordano, il dialetto, tu come te la cavi? L'unica cosa che so è che amo finì, perché era la cosa che diceva era la frase che diceva mia nonna verso mio nonno, quindi... Che gli diceva? Gay amo finì de mangiare pane d'osse vi. Mangiava il nonno? Mangiava. Tipo una buona forchetta, tu sei una buona forchetta? Assolutamente. Sì. Decisamente. Senti, vabbè, qua sì, ha a che fare un po' con la forchetta forse, insomma, sghira, proprio una cosa sghira, che ti fa venire in mente? Lo sghira, pronunciate bene? Ok. Beh, presumo che sia qualcosa di unto con burro, classica, buonissima cucina bresciana, che è recente con tutto il grasso. Allora, tu pensi a qualcosa di unto con burro? Esatto, un po' come i casonsei oppure il famoso spiedo con polenta. E con lo sghira. Quindi presumo sia un formaggio? Un formaggio, chi lo sa. Grazie Giordano, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille, buona giornata. Certo che in tacchetanetta fa le domande a un napoletano e a un ottambulo, non sai mai cosa vuol dire sghira. Vabbè, questo è quello che passava il convento, quello che ho trovato in giro. Pulire energicamente con olio da gombetto, una volta in età sghirapo le catene del ferro. C'è quello che diventava nero per la fuliggine, le pignate di ram. Bene. Sghira. Tu che ne sai che c'hai la lavastoviglie, manco sai cosa... Ma sgurlo anch'io, sgurlo anch'io, sì. Ne fai di sgurlentate in giro. Ai. Beh, allora questo cos'era il tortino? Basta, abbiamo finita. Questo che era una roba velocissima, ma è buonissima, sì, preala. Un secondo facile. Facilissimo, un contorno, dai. Sì, scusa, un contorno, è vero, un tortino, un contorno. Vabbè, un contorno energico. Esatto. La chiudiamo? Chiudiamola. Vuoi salutare?
Ciao a tutti, alla prossima, vi aspetto.